Il governo Schifani ha preso questi fondi del cassetto che sono circa 50 milioni che aveva la regione per finanziare 20 opere di cui 8 allo ZEN. Noi abbiamo messo circa 50 milioni di euro, il comune 11 milioni, più oggi abbiamo visto il master plan dello ZEN. Il fiore all'occhiello su tutti è la piazza Primo Carnera, diventerà a mio avviso il simbolo della rinascita delle periferie della Sicilia. Partiremo da questa piazza, si è parlato poco anche di un'installazione che sarà di fatto un museo a cielo aperto per poter godere dello ZEN. Dico godere perché lo ZEN rispetto ai progetti anche che l'amministrazione comunale ci ha voluto mostrare diventerà tra i quartieri più vivibili della città, impianti sportive, scuole all'avanguardia, marciapiedi e strade rifatte, di più una piazza tolta alla delinquenza che diventerà oggi una discarica che diventerà il simbolo della rinascita dello ZEN. E voglio ringraziare chi dei tanti progettisti ci ha lavorato in questi mesi, perché non è stato sicuramente un lavoro semplice quello di restituire alla città di Palermo 50 milioni dei fondi ex Gescal e quello di progettare la città del futuro.